L'economia bloccata dopo la rottura al vertice di Roma, il Premier Conte garantisce che la riforma arriverà in tempi brevissimi, ma ribadendo che verrà articolata secondo interessi nazionali. La rabbia del Veneto e del governatore Zaia. L'appello disperato di una mamma che denuncia presunti abusi sul figlio, ospite di una comunità del veneziano a causa di problemi familiari. Il paese di Boara Pisani sconvolto per la tragedia del 54enne che è stato ucciso dal calcio di un cavallo che stava ferrando in un maneggio. L'imam di Pieve di Soligo, accusato di violenza ai danni di alcuni bambini, si difende dalle accuse, dice di essere innocente, ma i video delle telecamere dei carabinieri incastrerebbero l'uomo che li picchiava con una mazza. Crack Veneto Banca, la procura di Treviso chiede il dissequestro e la restituzione dei beni dell'ex AD Vincenzo Consoli, vista la parziale richiesta di archiviazione dei procedimenti a suo carico. Mancata precedenza, scoppia una lite tra automobilisti nel Vicentino, uno di loro estrae una pistola e poi si allontana, individuato poco dopo dai carabinieri. Ieri la maxi esercitazione delle truppe alpine dell'esercito sulle tre cime di Lavaredo, oltre 700 soldati impegnati, un evento che in zona non veniva organizzato da 30 anni. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, bentrovati. Con la prima edizione dei nostri telegiornali torniamo dunque in primo piano a parlare dell'autonomia dopo lo strappo di ieri, le furenti polemiche tra Lega e Movimento 5 Stelle. Ieri sera è tornato a parlare proprio della vicenda il Premier Giuseppe Conte al termine di una giornata davvero infuocata, ribadendo che la riforma verrà portata in porto in tempi brevissimi, ma anche ribadendo che verrà articolata secondo interessi nazionali. C'è lo scoglio della scuola sempre in atto e la rabbia del Veneto resta forte. Brevissimo. Ha risposto così in serata, con al suo fianco il governatore della Lombardia Attilio Fontana, il premier Giuseppe Conte e i cronisti che gli chiedevano in che tempi il governo completerà la riforma sulle autonomie. Non ho assistito a nessuno strappo tra Lega e Movimento 5 Stelle, aggiunge, cercando di allentare le tensioni all'interno del governo e continuando a sostenere che l'autonomia verrà concessa, ma in misura da non svantaggiare nessuno. Stiamo dando una grande spinta, un grande impulso per avvicinarci all'addirittura finale. Ci siamo quasi, però come ho sempre detto non soltanto dobbiamo fare questa riforma, la dobbiamo fare bene. Per farla bene quindi dobbiamo fare tutte le verifiche e gli approfondimenti che stiamo facendo e cercheremo veramente di riuscire in questo intento. È un'opportunità che vogliamo offrire alle regioni che lo richiedono, a tutte le regioni, ma in un quadro di sostenibilità, compatibilità con gli interessi che rimangono nazionali, lo vorrei sottolineare. Cosa questo significa è tutto da verificare, anche se lo stesso Presidente del Consiglio ha chiaramente detto che non verranno concesse competenze su tutte le materie richieste. Il vertice è saltato sulla scuola dà la misura dell'ostacolo non facile da superare. Lo ha sintetizzato chiaramente il Ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani, che parla di trattativa estenuante nella quale però è determinata a non fare concessioni che snaturino le istanze dei veneti. Se in materia di istruzione già mi si nega la possibilità che una regione con risorse proprie possa fare un'offerta formativa migliore e il motivo ostativo è che nelle altre regioni non si possa fare, così mi nega completamente il principio base dell'autonomia. Autonomia che è prevista nel contratto di governo. Se qualcuno ha cambiato idea basta che lo dica e non si vada allora ulteriormente avanti. Un concetto ribadito anche dal governatore del Veneto Luca Zaia, furente dopo la sospensione del tavolo. Se noi non facevamo il reddito di cittadinanza il governo non ci sarebbe più. L'autonomia è nel contratto di governo, l'autonomia è un impegno che i cittadini deve essere fatta, se no non ha senso che esista un governo, no? Se un governo non rispetta i patti con i cittadini vuol dire che non ha senso che esista. Poca fiducia sul futuro viene dalla categoria degli industriali, nonostante i tentativi appunto del Premier Conte di ricucire un po' lo strappo, l'amarezza degli imprenditori nelle parole del Presidente di Confindustria Venezia Rovigo, Marinese. Sentiamole. Io non sono fiducioso, vedo tanta ideologia e non vedo tanta praticità, vedo tanta litigiosità e non vedo il senso dell'attaccamento. Questa volontà di dividere il sud dal nord, come se il nord, il fortunato nord, volesse primeggiare sul sud, è un errore. Secondo me, e ne sono convinto, l'autonomia farà bene soprattutto al sud.
Lo dico da meridionale, io sono nato a Palermo, sono del sud, conosco i pregi e i difetti del sud e ricordo a tutti che il Sud è stato avvantaggiato tante volte per i contributi e nonostante questo non è cresciuto. Non possiamo continuare a parlare da decenni di costi standard e non avere dei costi standard, perché la spesa pubblica è uno dei mali del nostro debito pubblico. E sta con la rabbia del ministro Stefani e del governatore Zaia l'ANCI del Veneto, una nota del presidente dell'ANCI Veneto Maria Rosa Pavanello che dice: lo stop di ieri è stato brusco e inaspettato, la reazione del ministro Stefani e del presidente Zaia è stata giustamente molto dura. Continua Pavanello: credo che in parte siano gli strascichi della campagna elettorale, ma mi auguro che si torni presto a discutere in modo sereno e riprenda il percorso della riforma che serve a tutto il Paese. Le motivazioni e i dubbi posti da qualcuno mi sembrano pretestuosi e senza aderenze ai problemi reali che si vogliono risolvere. Così l'ANCI del Veneto sull'impasse ennesima sull'autonomia. Adesso la cronaca con ai nostri microfoni l'appello disperato di una mamma che denuncia presunti abusi sul figlio ospite in una comunità del Veneziano e denuncia anche un immobilismo generale. Sentiamola. È un dolore grande. È un dolore troppo grande, perché io ho visto mio figlio quanto male stare e nessuno ha fatto niente. A partire dai servizi sociali, anche il neuropsichiatra che quando mio figlio stava male, proprio per queste cose, non ha fatto altro che imbottirlo di psicofarmaci. A parlare è la mamma di un bambino tredicenne che dal novembre 2013 si trova in una comunità a causa di problemi familiari, in particolare col padre rinviato a giudizio per maltrattamenti. Tempo fa la donna ha fatto una terribile scoperta. L'ho scoperto circa un anno fa e in un momento disinvolto di mio figlio, quando è venuto a casa il fine settimana, e spontaneamente mentre stava giocando è saltato fuori col discorso dicendomi: mamma, lo sai che quel ragazzo non mi fa più quelle cose? Io ho voluto entrare nel merito, capire quali cose. Il figlio avrebbe raccontato di aver subito abusi sessuali da un ragazzo di 3 anni più grande, anche lui ospite della comunità. Purtroppo sono venuta a scoprire che era una cosa che effettivamente era successa, ma non una volta soltanto, era successa negli anni. A quel punto la donna ha presentato denuncia ai carabinieri e qualche mese dopo altre 2, a distanza di poco tempo l'una dall'altra, alla Guardia di Finanza, che a sua volta ha presentato il materiale alla Procura dei minori. Ma secondo quanto racconta la mamma non è stato fatto il necessario, soprattutto da parte degli assistenti sociali. Non hanno fatto nulla per intervenire per mio figlio, per tutto quello che ha subito, se non che buttare addosso di tutto di più a me e anche a mio figlio. In concomitanza, racconta la donna, il ragazzo che avrebbe abusato è stato mandato via, mentre attualmente è in atto un trasferimento in altra comunità del figlio tredicenne. Mio figlio ha sempre chiesto di poter entrare, di ritornare a casa. Quello che mio figlio ha chiesto voglio che si verifichi. Mio figlio deve venire a casa con un buon supporto psicologico e non è mia intenzione lasciar perdere tutto quello che ha subito. Io mi sono ripromessa che a qualsiasi costo qualcuno dovrà passare sopra di me, ma la verità viene fuori, deve venire fuori tutta, in nome di mio figlio. Solo questo chiedo, solo questo. Adesso la vicenda a Pieve di Soligo dell'imam allontanato dalla città con un divieto di dimora perché accusato di violenza ai danni di alcuni bambini. L'uomo si difende dalle accuse, anche se i video delle telecamere dei carabinieri incastrerebbero l'uomo e le violenze ai bambini picchiati, secondo le accuse, con una mazza, ma c'è anche una comunità, una parte della comunità islamica che lo difende.
Si difende l'imam di Pieve di Soligo, Omar Farouk, accusato di violenze e maltrattamenti ai bambini di 5 anni che il pomeriggio si recavano in moschea a imparare il Corano. Rigetta tutte le accuse dopo essere stato allontanato dal Tribunale di Treviso che gli ha imposto il divieto di dimora in tutta la provincia. Non ho malmenato nessuno e sono innocente, le parole dell'imam che risponde da Mestre, ospite a casa di amici. Ma la notizia ha comunque fatto il giro della regione e ha sconvolto la piccola comunità di Pieve. Dalle intercettazioni ambientali e le immagini dei carabinieri che hanno filmato cosa accadeva all'interno della moschea confermerebbero le denunce degli insegnanti che si sono accorti dei lividi dei loro alunni quando andavano a scuola. Di diverso avviso invece chi conosce Farouk, da anni residente in Italia, è difeso per il suo impegno quotidiano. Il bastone che avrebbe usato per picchiare i bimbi sarebbe stato utilizzato per attirare la loro attenzione battendolo sul tavolo. Dunque nessun pizzicotto o tirate di capelli, lo raccontano due ragazzi che frequentavano la moschea. Sono andato lì qualche volta a pregare, però no, non mi hanno mai detto così niente, nessuno mi ha mai detto niente. E basta, secondo me. È stato allontanato dalla città? Chi? L'imam. Ma questo? Sì. Ah no, non vengo più da tanto tempo io. Venivo 2 mesi fa qua solamente la sera per pregare. L'hanno allontanato perché hanno detto che picchiava i bambini dai 5 ai 10 anni. Ti risulta a te? No, a me non risulta niente perché sono musulmano però non vengo mai a pregare qua. È un po' una roba così, cioè non vengo a pregare, non vengo qua a studiare arabo, robe del genere, perciò non... Una volta qua a pregare ma non vedo nessuno che tipo picchia i bambini, così circa. A Boara Pisani adesso per la tragedia del 54enne ucciso dal calcio di un cavallo in un maneggio. Ucciso dal cavallo imbizzarrito che stava cercando di ferrare. Tragedia giovedì sera in un maneggio di Boara Pisani, nella Bassa Padovana. La vittima è Alessandro Ferrario, 54enne, originario di Parbiago, nel milanese. Si trovava all'interno dell'allevamento Ricci. Stava conducendo l'animale da trotto all'interno di un recinto, accompagnandolo con le redini per una dimostrazione. Stando alle primissime informazioni, il cavallo, per ragioni ancora da chiarire, si sarebbe improvvisamente imbizzarrito, gettando a terra l'uomo e calpestandolo più volte. Che si sono rivelate fatali, l'uomo è stato ucciso sul colpo. Sul posto si sono precipitati l'ambulanza e l'elisoccorso, ma non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso. I carabinieri di Boara Pisani, insieme ai tecnici dello Spisal di Rovigo, stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente, che sarebbe stato, tra le altre cose, ripreso dalle videocamere di un collaboratore del 54enne. La vittima, infatti, non è un dipendente dell'allevamento, ma un operatore esterno che si occupa di commercio di cavalli. La Guardia di Finanza di Forlì sta eseguendo l'ordinanza del GIP del Tribunale in merito a possibili condotte illecite connesse alla compravendita di giovani calciatori avvenute tra la società fallita Cesena Calcio, già militante nel campionato di calcio di Serie B, e il Chievo Verona. Disposto il sequestro preventivo di beni per 3,7 milioni di euro nei confronti del Chievo Verona e del suo attuale presidente e di beni per 5,3 milioni circa nei confronti del Cesena Calcio e società satellite, oltre che del suo ex presidente e di altri 2 indagati. In totale sono 29 le persone indagate, le ipotesi di reato sono di bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e reati tributari di emissione e utilizzo di fatture false. E adesso il crack di Veneto Banca con la Procura della Repubblica di Treviso che ha chiesto il dissequestro e la restituzione dei beni dell'ex amministratore delegato Vincenzo Consoli, vista la parziale richiesta di archiviazione dei procedimenti a suo carico. Si tratta della Villa Vicentina di Consoli, di conti correnti e titoli azionari, per un valore complessivo di diversi milioni di euro. La richiesta di archiviazione riguarda 5 degli 8 capi di imputazione che la Procura di Roma aveva ipotizzato a carico di Consoli, che invece i magistrati trevigiani hanno deciso di non contestare all'ex amministratore delegato. Sarà il giudice per le indagini preliminari, Bruno Casciarri, ora a decidere sulla archiviazione e quindi sul conseguente dissequestro dei beni, che a quel punto dovrebbero essere restituiti a Consoli e alla moglie. E di Veneto Banca ha parlato anche ieri l'ex presidente di Banca Popolare di Vicenza, Gianni Zonin, ha parlato della mancata fusione di Veneto Banca, ma non solo, in un'intervista che abbiamo realizzato a margine della nuova udienza del processo a Vicenza. Sentiamolo.
una data storica per quello che riguarda il sottoscritto e per quello che riguarda il Consiglio di amministrazione, il 7 maggio 2015, quando fui ufficialmente informato a Milano da parte del dottor Gatti, che era il capo della BCE, che seguiva l'ispezione della Banca Popolare di Vicenza. Mi ha informato che c'erano delle anomalie nel collocamento delle azioni. Ritornai immediatamente da Milano a Vicenza e dissi al direttore che non avevo più la fiducia nei suoi confronti e lo invitai a dimettersi, altrimenti il martedì successivo avrei portato il suo licenziamento al Consiglio di amministrazione. Questa è la storia vera della banca. Io ho sempre sostenuto che il Consiglio di amministrazione era fuori e non era soprattutto a conoscenza. Il Consiglio di amministrazione faceva le strategie della banca, una banca aggregante, una banca che, se avessimo potuto fare la fusione insieme con Veneto Banca, sarebbe diventata una delle prime banche in Italia. Il presidente della Banca Popolare di Vicenza e molti consiglieri erano veneti. L'amministratore delegato di Veneto Banca non è un veneto. Se ci fosse stato un orgoglio anche veneto, anche dall'altra parte, forse non sarebbe andata così, e se fossimo diventata una grande banca oggi non saremmo qui oggi. La coscienza è a posto, per quanto abbiamo lavorato e come abbiamo lavorato. Poi la faccenda delle baciate è una faccenda molto più lunga, vediamo avanti questo processo. Negli ultimi 2 anni le cose sono complicate, ma quello che ha complicato tutto è il cambio delle leggi che hanno fatto. Non si fa un decreto legge che dura 90 giorni per chiudere il mondo delle banche popolari. Però questa è l'Italia. Torniamo alla cronaca. Per una mancata precedenza con relativa lite ha minacciato un automobilista estraendo una pistola per poi allontanarsi a bordo della sua auto. Il protagonista del gesto è un 32enne di Orgiano, è stato individuato dai carabinieri di Noventa Vicentina e lo hanno denunciato per minaccia aggravata. Secondo quanto ricostruito dai militari, un 35enne di nazionalità marocchina, pure residente a Orgiano, ha chiesto l'intervento del 112 dopo l'accaduto. I militari, anche attraverso l'aiuto di altri testimoni, sono risalite all'identità del proprietario. Una volta raggiunta la sua abitazione hanno proceduto alla perquisizione che ha consentito di recuperare la pistola descritta, un modello soft air, quindi ad aria compressa, di libera vendita ma priva del tappo rosso. L'arma è stata sequestrata e del fatto è stata informata l'autorità giudiziaria, che valuterà i provvedimenti da adottare nei confronti del 32enne di Orgiano. Adesso le immagini di un terribile schianto avvenuto ieri sera in via Calalta a Ponte di Piave, siamo nella Marca trevigiana. L'incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte, ha coinvolto 2 auto, un mezzo addirittura ha fatto un salto finendo sopra il muretto che protegge la pista ciclabile. 2 persone ferite, tra le quali il più grave è un vicentino di 43 anni, l'altro ferito è un 39enne di Mansuè. Sul posto i carabinieri di Conegliano, il 118 e i vigili del fuoco. Adesso pochissimi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci dopo la brevissima pausa pubblicitaria, andiamo nel Bellunese, andiamo a Feltre. La segnalazione del nostro telespettatore che si fa voce un po' della preoccupazione della comunità per un ponte che si trova sulla regionale feltrina, sotto la rocca dei Santi Vittore e Corona. La nostra Tiziana Bolognani è andata a verificare con lui, guardate. E siamo sotto un vecchio ponte che presenta con tutta evidenza l'ammaloramento dei segni del tempo. Noi stiamo vedendo dei buchi sul cemento, ma insomma, non parliamo solamente di buchi, è proprio la condizione generale del manufatto che è poco sicura. Esatto, è la condizione generale, perché oltre ai buchi sulle spalle del ponte molto evidenti, dove escono anche addirittura delle piante, c'è la struttura portante sopra, che è quella più delicata, che deve sopportare il carico, è molto deteriorata. Noi stiamo vedendo questo buco sulle spalle. La ruggine sul ponte, sulla struttura portante, ma le spalle sono addirittura sprovviste di ferro d'armatura, e qui ci dovrebbe essere
ci dovrebbe essere i ferri d'armatura. Ecco, perché noi vi facciamo vedere, guardate, vedete? Non c'è un ferro, si vedono i sassi praticamente a vista. La sicurezza di questa zona è stata segnalata, la competenza è di Veneto Strade? La competenza è di Veneto Strade. Al di là dello stato, della condizione del manufatto, anche un nastro bianco e rosso, sono quei nastri bianchi e rossi che vengono normalmente posizionati per limitare, per evidenziare la pericolosità, e al di là di questo nastro, come potete vedere, ci sono proprio dei veri e propri blocchi di cemento che si sono staccati dal ponte. Questa è quindi una situazione di emergenza, evidentemente, che deve essere risolta. Questo è un invito che noi facciamo alle autorità competenti attraverso il signor Francesco Gallina da Feltre, affinché le persone che vivono in questa parte della città possano continuare a recarsi nelle abitazioni in sicurezza. E allora, come ha fatto il signor Gallina e come fate sempre in molti di voi, ecco le segnalazioni, i modi per avvertirci, per segnalarvi ciò che non va nel vostro comune, nella vostra zona. Lo dico ad Antenna, redazione @antenna3.it, per scrivere una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 per SMS e WhatsApp. Restiamo in montagna però per guardare le immagini della maxi esercitazione delle truppe alpine dell'esercito sulle 3 cime di Lavaredo. «700 soldati da 8 nazioni diverse e un comando NATO. Scenario di guerra in tempo di pace. Sospesi nel vuoto in cordata, elicotteri che calano cannoni e aerei di attacco al suolo della base di Strana come scorta. 34 anni dopo, le 3 cime di Lavaredo hanno ospitato l'esercitazione organizzata dalle truppe alpine dell'esercito. Non accadeva dal 23 agosto 1984. I militari impegnati sotto lo sguardo attento del generale Salvatore Farina, capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Prima le arrampicate, oltre 200 alpini particolarmente addestrati ad operare sulle pareti di roccia, saliti lungo 14 vie aperte sulle 3 cime, in prima fila gli uomini delle brigate Giulia e Taurinense. Poi, sopra le 3 cime, hanno iniziato a volteggiare gli elicotteri, con a bordo le squadre di militari pronti a calarsi tra le rocce, sotto lo sguardo degli AMX di Strana. Impiegati gli uomini del secondo reggimento alpini e diversi altri assetti specialistici provenienti dalle forze speciali. La montagna è nel DNA degli alpini, oggi come ieri le sue esigenze e le sue regole dettano l'addestramento così selettivo da fare dei soldati di montagna dei militari al quadrato, ha sottolineato il generale Berto, comandante delle truppe alpine. L'addestramento che la montagna permette è irrinunciabile per l'alpino. L'immagine impressionante di questa esercitazione è quella della festa. Ieri, come sapete, il ritorno di Alexis Lalas, grande ex giocatore della Padova Calcio, in città, una giornata di festa che è continuata con l'incontro con il suo ex presidente, ora sindaco, Sergio Giordani, ma anche la visita alla Cappella degli Scrovegni e poi una grande ulteriore festa serale con i padovani allo storico stadio Appiani. No, presidente, sindaco, scusi. Ma sai, va bene. Oh, è più bello prima. Più bello prima, sì. Adesso più bello. No, va. Adesso è più bello. Ha tutto il sapore di una rimpatriata tra vecchi amici, un abbraccio sincero con il suo ex presidente Sergio Giordani, ora sindaco, e poi una visita privata alla Cappella degli Scrovegni. Ma l'abbraccio più caloroso Alexis Lalas l'ha ricevuto allo storico stadio Appiani dai tifosi arrivati in centinaia per salutarlo.
è venuto ospite con le sue compagne nel mio club, abbiamo chiacchierato un bel po', ci siamo divertiti tanto, è una persona veramente simpaticissima. Torniamo ragazzi praticamente, siamo venuti a vedere una persona che ha scritto una parte di storia importante del calcio Padova. Sono venuto per vedere l'Alas perché mi ricordo che è stato il primo americano a venire a giocare in Serie A qua a Padova e che è stata una persona seria. Anche se era un po' spavaldo, era bellissimo sentirlo, vedere con le sue spavalderie, con la chitarra. Lui dice matto come un loro. Capitano! Si capisce, vero? Ci sono molti ex compagni, Longhi, Gabrielli, Pippo Maniero, che ricorda quella volta in cui l'Alas, arrabbiato per un rimprovero di mister Sandreani, tornò da Bresseo a piedi. Praticamente la strada che da Bresseo verso Abano, lui l'ha fatta a piedi, con scarpe da calcio. Si era arrabbiato perché aveva perso la partitella? Sì, in una partitina ha perso, o stava perdendo, il mister l'ha rimproverato, adesso non ricordo bene il motivo, però lui ha preso e è andato via, ma tutti noi pensavamo se ne andasse in spogliatoio a fare la doccia. Invece ha lasciato là tutto e è andato a casa. Un personaggio, l'Alas, umile, simpatico, stravagante ma concreto in campo. Abbiamo vinto, abbiamo perso, però per me ho cresciuto come un giocatore, però più importante per me è che è cresciuto come un uomo. La sua giornata padovana, ricca di emozioni, si conclude con un regalo, le maglie storiche per tutta la famiglia, ma l'Alas, eclettico artista non solo in campo, vuole salutare i biancoscudati con un'altra sua passione, quella per la musica. Through the combat zone, through the northern snow so warm with conviction, through familiar scenes. Fra pochissimo, ore 13, siamo in chiusura del nostro telegiornale e poi questa sera 20:10 sotto i riflettori c'è l'autonomia bloccata, l'autonomia ancora una volta bloccata nelle sabbie mobili della politica, e lo facciamo questa sera con Riccardo Barbisan della Lega e Nicola Talmi della CGIL. CGIL da sempre molto critica sull'autonomia, soprattutto sul nodo della scuola, che è anche il nodo cruciale del blocco del percorso dell'autonomia. Questa sera dunque con 20:10, adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Benvenuti al Meteo. Non cambia il tempo sulle nostre regioni, la situazione sarà sostanzialmente la stessa con un tempo variabile, specie sui settori alpini. Ecco il dettaglio di venerdì 12 luglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento e cielo al massimo poco nuvoloso. Dal pomeriggio sarà possibile qualche veloce temporale sui monti che localmente potrà bagnare anche le pianure circostanti. Temperature sempre sostanzialmente invariate, con minime tra 15 e 20 gradi, massime oscillanti invece tra 26 e 29 gradi. Tanto sole anche sul Friuli Venezia Giulia, al mattino il cielo risulterà infatti al massimo poco nuvoloso, poi non si escludono dei piovaschi meno probabili tuttavia sulle aree costiere. Temperature minime tra 17 e 20 gradi, massime comprese invece tra 25 e 28 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove il sole sarà protagonista al mattino. Col passare delle ore saranno possibili occasionali acquazzoni un po' su tutta la nostra regione, come ci mostra la grafica. Temperature minime tra 16 e 17 gradi, massime comprese tra i 28 e i 30 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.